Bueno, non farò una sessione di tortura con la mia poesia, sino che parlerò brevemente no de Teresa, de los Fantasia, della famiglia Fantasia, perché il primo paese del quale ho sentito parlare in Argentina fu Patada, perché la mia amicizia con Antonio Fantasia, il fratello maggiore di Teresa, e con Marcello, nipote di Teresa, è stata da più di 20 anni, abbiamo condiviso tante cose e loro mi parlavano di Patada. Patada in spagnolo vuol dire calcio, senza la doppia T, e sempre mi ha chiamato l'attenzione questo, come un paese si può chiamare calcio, no? E parlando di calcio, Antonio, il fratello maggiore di Teresa, è stato un bravissimo allenatore di calcio, e questa gente è pazza, perché facevano il circolo sardo, la squadra di calcio Sardi Uniti, una diffusione tremenda della cultura sarda in Argentina, e meravigliato Antonio per le mie doti di portiere mi ha chiamato a giocare nella squadra Sardi Uniti, e la mia seconda appartenenza alla Sardegna fu essere il portiere dei Sardi Uniti. Che cosa la vita? Perché 15-20 anni dopo di quelle prime esperienze sulla sardita mi sono sposato con una sarda, no? Una cosa... erano questi annunci della vita, no? Io non posso presentarvi a voi patadese a Teresa perché la conoscete. Io posso parlare della enorme qualità umana della famiglia Fantasia, posso parlare dell'amore immenso che mi une a questa famiglia, e niente, devo dire grazie, perché ho la fortuna, abbiamo la fortuna con Giovanna di avere questi fratelli, questa mamma, questa famiglia che ci appartiene, che ci emoziona, che ci dà tanto amore, che condivide la vita, che è una cosa che non ha parole. Siamo stati fa 2 anni in Buenos Aires, e in quelli 2 anni, in quella opportunità, scusate il mio italiano, siamo andati a casa dello Fantasia a Moreno. Ci hanno aspettato con un assado arrosto, un assado che era come per tutto un paese, carne, polli, trippa, non so, tutte queste cose, di tutto, e soprattutto molto vino. E noi avevamo portato 2 bottiglie di Cannonau, l'abbiamo fatto omaggio alla Sardegna in quell'opportunità. Teresa ha fatto dolcini sardi, di lì Antonio, questo meraviglioso sardo, mi ha dato la maglietta di portiere che io usavo allora in quella squadra, no? Che oggi la sto usando in una squadra in Lanús in omaggio a Antonio. Quando Giovanna si è messo dopo, prodotto del vino sicuramente, a cantare Non posso riposare, e stavano tutti piangendo questi sardi, perché era una sarda in casa di questi sardi, con tutto questo amore di famiglia che abbiamo, cantando qualcosa che è un simbolo sardo. Così sentono la sardita. La casa di Antonio, la Madonna di Bonaria, grande, una statua grande lì, e banderine, dappertutto bandiere di Sardegna e queste cose.
mi sento fortunato, vi voglio bene, e la gente ti applaude a te.